Domenica 11 dicembre vi sono state le prime nevicate a bassa quota sulle prealpi, infatti sotto i 500 metri abbiamo avuto degli accumuli compresi tra 1 e 2 cm, mentre più in alto si sono avuti accumuli molto più abbondanti con gelate che sono state diffuse in questo inizio settimana ovunque, con temperature gelide al primo mattino e stabilità. Segue poi l'arrivo di correnti più miti ed una perturbazione atlantica che favorirà il ritorno di piogge anche forti tra giovedì e venerdì, con nevicate possibili fino in pianura, specialmente sul Piemonte e sulla Lombardia occidentale a causa del cuscinetto d'aria fredda ancora presente ai bassi strati. Quindi in generale il gelo polare lascerà il nostro territorio, la nostra penisola, giungerà una perturbazione atlantica e successivamente rinforzerà l'alta pressione di origine subtropicale, favorendo mitezza e stabilità. Infatti da questa grafica notiamo come l'alta pressione continuerà a rinforzare attorno al 20 di dicembre, favorendo così l'arrivo di correnti più miti con stabilità e piogge assenti. Le temperature saranno leggermente sopra la media, soprattutto tra giovedì e venerdì, poi successivamente saranno in media col periodo leggermente sotto a causa di refoli d'aria fredda da nord-est. Il tempo quindi rimarrà ancora inaffidabile, ma comunque nel corso della nuova settimana rinforzerà un campo anticiclonico che da ovest verso est raggiungerà la nostra regione, l'Italia, portando un netto rialzo termico. Per maggiori dettagli consultate i nostri aggiornamenti e iscrivetevi al canale se ancora non l'hai fatto.